L'amministrazione comunale, nelle persone degli assessori Daniele Stecco e Gianni Cavazzana, ha convocato stamani i rappresentanti di tutte le associazioni delle categorie economiche della città in sala consigliare, dove si sono incontrati con l'ingegner Roberto Taranta, referente della Protezione Civile regionale, e anche con esponenti della Protezione Civile nazionale. La seduta ha lo scopo di fare il punto della situazione riguardo i futuri risarcimenti relativi alla qualta eccezionale del 12 e 13 novembre scorsi e dei giorni successivi, che ha messo in ginocchio le imprese del commercio, del turismo e della pesca, tra le altre. Giusto ieri a Roma il sindaco Alessandro Ferro ha sollecitato il Consiglio dei Ministri a garantire anche al comune di Chioggia lo stato di crisi già accordato a Venezia. Per il capoluogo infatti sono già stati stanziati i primi fondi. Non siamo sotto i riflettori, commenta l'assessora Cavazzana, ma iniziative come questa servono a far sentire vicine le istituzioni, portando la voce della città ai tavoli più alti. L'assessora ha raccomandato ai titolari delle imprese di documentare con immagini, riscontri e fatture i danni subiti. Il materiale verrà girato alla Protezione Civile regionale per la quota parte di rimborso. Non appena da Roma verrà accordato lo stato di crisi, saranno pronti anche i moduli da compilare. Il commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia rappresenta un modello da seguire per la questura di Venezia. Lo ha detto stamane il questore Maurizio Masciopinto, intervenuto alla consegna di 4 biciclette elettriche da parte del Lions Club di Chioggia alla Polizia di Stato. Era stato proprio il commissario Rosario Gagliardi a chiedere il sostegno dell'associazione, allo scopo di preservare la sicurezza anche in quelle zone della città, come ad esempio le Calli, dove è difficile passare con le auto di volante. Le 4 biciclette saranno adoperate anche per pattugliare Riva Vena e la fondamenta lungo il Lusenzo, dove da qualche tempo c'è chi approfitta del buio e dell'isolamento per porre in essere comportamenti devianti o criminosi. Grande l'orgoglio del Lions con il presidente Luigi Ranzato e gli altri esponenti che hanno partecipato alla consegna, tra cui la velista olimpica Silvia Zennaro, nell'effettuare il proprio service. Di servizio ha parlato anche il questore Masciopinto, felice perché questo evento assume il significato simbolico importante di farlo ricredere riguardo al fatto che questi territori non creano, forse per cultura storica, una forte interconnessione tra le realtà sociali che vi operano. Concetti come legalità, sicurezza, progresso, continua il questore, esprimono modelli di società quando gli operatori sono connessi in rete tra loro, con le istituzioni, con le forze dell'ordine. La mancanza di un forte rapporto sociale è un disvalore, continua Masciopinto. La relazione umana è alla base di tutti i successi. Il questore ha aderito immediatamente all'invito del commissario Gagliardi, cui ha rivolto i propri complimenti e confermato la sua piena fiducia. Il commissario, prosegue il questore, è un riferimento per capacità professionale elevata, dedizione e per avere dietro di sé una squadra di personale di eccellenza. Nonostante le difficoltà logistiche e di turnover, qui si ottengono grandi risultati, stando sul pezzo con impegno. La società civile sana, conclude il questore Masciopinto, incontra una polizia sana e quelle di Chioggia sono un modello positivo che cito spesso. Mi regalano voglia di fare, di partecipare e di condividere, necessaria per chi è di servizio alla comunità, un servizio percepito anche da chi oggi dona le biciclette. È la testimonianza che la città ci avvicina. Non è bellissimo questo banco? Guarda che bello. Cannocchi vive, va, vive. Questi gli fanno apposta, infatti la rianimazione apposta prima che arrivo io per riprendere. Ecco qua, questo è il banco di questa mattina, mercoledì 27 novembre. Correte prima che finiscono tutto. Il comandante della polizia locale di Chioggia, Michele Tiozzo, attraverso un'ordinanza emanata ieri, ha trovato una possibile soluzione al problema della carenza di parcheggi per biciclette e scooter in corso del popolo a Chioggia. Il provvedimento infatti istituisce alcuni stalli per mezzi a 2 ruote davanti al civico 1210, in corrispondenza dell'attuale supermercato PAM. Gli spazi sono ricavati dal restringimento della fermata dell'autobus urbano di ACTV e dall'area riservata al carico e scarico delle merci destinate appunto al supermercato. Questi nuovi parcheggi si affiancano a quelli da tempo posti all'altro lato della strada, nei pressi della farmacia Redentore. Nei prossimi giorni verrà dipinta sul selciato la configurazione dei singoli stalli. La situazione stava diventando fuori controllo, specialmente nei pressi della chiesa di San Giacomo, dove si sono rese necessarie le transenne per impedire il parcheggio selvaggio di bici e motorini,
con intralcio alla circolazione pedonale e al decoro urbano. Dopo la falsa partenza con il rinvio a gennaio dello spettacolo di Veronica Pivetti per Acqua Alta, quella vera, stasera dalle ore 21 la stagione omonima di prosa al Teatro Don Bosco di Chioggia, organizzata dal Circuito Arteven, inizierà con Viva le donne dell'attore romano Riccardo Rossi. Celebre volto televisivo, Rossi ripensa a tutte le donne della nostra vita, nel testo scritto assieme ad Alberto Di Risio per la regia di Cristiano Dalisera. La donna è la prima persona che conosciamo al mondo, si legge nella nota di accompagnamento allo show. Maschio o femmine, continua Rossi, è uguale, è sempre lei il primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più colleghe della madre, i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con colei che li ha generati. E non è finita qui. Dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la moglie, la figlia e così via. Senza dimenticare ovviamente la più temuta, la suocera. Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all'uomo non resterà altro che fare l'unica cosa che non avrebbe mai voluto, crescere. I biglietti residui, costo da 13 a 19 euro, sono disponibili dalle ore 20 alla cassa del teatro. In occasione del 20° anniversario della costituzione di Opera Baldo, alla chiesa di San Martino in Campo del Duomo a Chioggia ha aperto ieri la mostra Il Rinascimento dei bambini, 600 anni di accoglienza agli innocenti di Firenze, presentata la scorsa estate al meeting dell'Amicizia dei Popoli di Rimini. L'allestimento rimarrà visitabile fino all'8 dicembre. Questa domenica, 1 dicembre, intanto, dalle ore 17 i temi dell'esposizione saranno trattati dalla curatrice Mariella Carlotti in un incontro alla Pinacoteca della Santissima Trinità. La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.